140 cittadini romeni denunciati per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, una frode ai danni dello Stato per oltre 460.000 euro, sgominata dai carabinieri del nucleo ispettorato al lavoro di Vicenza con i colleghi di Bassano. Le indagini sono partite lo scorso mese di agosto dopo le segnalazioni da parte dei direttori degli uffici postali di Bassano e Rosà, dove si erano presentati due romeni. A insospettirli il fatto che entrambi non fossero in possesso di documenti italiani. Siamo intervenuti e li abbiamo identificati. Subito abbiamo rilevato un elemento in comune, cioè la stessa residenza e lo stesso civico. Questo indirizzo, questa residenza, era un indirizzo del comune di Torino che veniva individuato per i richiedenti asilo, quindi una residenza fittizia. Abbiamo quindi approfondito ulteriormente queste indagini e interpellando le varie banche dati siamo riusciti a tirare fuori appunto una lista di 140 nominativi che avevano individuato come residenza questo indirizzo fittizio. È emerso anche che queste persone non avevano mai dimorato in Italia e nemmeno avevano mai lavorato nel nostro paese. C'è di più. Il documento ISEE determinante per quantificare il reddito di cittadinanza anch'esso risultava falso. Appunto perché presentato tramite un'autocertificazione. 140 persone però non sono tutte quante state trovate nel territorio di Bassano e Rosà. No, questo non lo possiamo certo dire, però sono persone che hanno comunque presentato quello stesso indirizzo. Poi, dove avranno fatto i prelievi, se avranno tentato, eccetera, questo lo stabiliremo poi con il proseguio delle indagini. Potrebbe essere che avete scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora a questo punto. Sì, potrebbe essere proprio così. Sicuramente, cioè, pensiamo che ce ne possano essere anche altri.